Sono Mauro, cofondatore di Tapfood, una startup innovativa nata nel 2015 e insediata a Friuli Innovazione, proprio dove ci troviamo ora. La nostra avventura imprenditoriale è nata quando, assieme ai miei soci, abbiamo capito che per costruire un vero business è necessario realizzare un prodotto o un servizio originale che sia realmente in grado di risolvere un problema a una cerchia ristretta di persone. E non disperdere le energie in 1000 progetti e idee come capita spesso a chi è giovane e ha tanta voglia di fare. Così ci siamo concentrati su un'idea precisa: realizzare una tecnologia che consenta l'ordinazione di prodotti online, offrendo ai ristoranti e pizzerie un prodotto innovativo per gestire asporto e consegna a domicilio. Infatti ad oggi, quando un locale decide di offrire ai propri clienti l'ordinazione online, non ha molte scelte. Si iscrive a uno dei tanti aggregatori online e rinuncia al 15% del fatturato a ogni suo ordine. E oltretutto non ha nemmeno modo di differenziarsi dalle decine di migliaia di ristoranti presenti sulle piattaforme. Il prodotto che abbiamo costruito si chiama Tapfood ed è invece un sistema di ordinazione online personalizzato che permette a pizzerie e ristoranti di valorizzare il proprio marchio e fidelizzare i propri clienti. Quello che offriamo oggi è in realtà un'evoluzione di quello che era il nostro prodotto iniziale. Dopo i primi successi, infatti, come la vittoria al concorso Startup FVG, ci siamo resi conto che il principale lavoro di una startup è sì quello di avere un'idea innovativa, ma soprattutto di prototiparla e testarla sul mercato, apportando anche dei grossi cambiamenti se necessario, fino a ottenere un modello di business vincente. Questo è il modo giusto di costruire i propri progetti, dalla Silicon Valley fino al Friuli Venezia Giulia. Perciò ragazzi, se volete costruire la vostra startup, non perdete tempo. Puntate su un'idea ben chiara e focalizzatevi sull'esecuzione, ma soprattutto fatevi aiutare da chi ne sa più di voi, sempre. Rock and roll!